Ciao ragazzi, questa è una delle tradizioni più vere di San Zeno di Montagna. Questa è la famosa rissara. I ricci, così come vengono raccolti dal castagneto, vengono portati qui, dove rimangono per circa 2 settimane. Ma facciamoci spiegare dal Gianni Gondola, forse l'unico ancora a portare avanti questa tradizione, come funziona e soprattutto a che cosa serve. Allora, nella rissara succede che il marrone, trovandosi dentro nel riccio, sta a contatto con il tanino che contiene il riccio e fa la conservazione naturale. Quindi matura in pratica. Cioè matura, si ingrandisce anche un pochettino, matura, e poi con la scusa che viene coperto da questo tanino ha una durata di 1 mese o 2 mesi superiore. In quanti la fanno la rissara? Ma al momento non la fa più nessuno, perché io ho 70 anni, salgo sulle piante per buttare giù i ricci, ma diventa un po' pericoloso. Adesso diciamo che la ricciaia non la fa più nessuno. Io sono uno storico, mi piace farla, finché posso la faccio, perché voglio consegnare anche il marrone lavorato a mano, perché mi sembra che sia lavorato a mano in queste condizioni qui, non usiamo altri sistemi, mi sembra di consegnarlo alle persone più buono e anche più naturale che si possa fare, senza usare sistemi moderni, senza poi andare a dire che sono tutte cose biologiche, quando invece qua io ho tutte le mani piene di sangue. Cioè, voglio dire che dall'alba al tramonto sto lavorando con i marroni e voglio consegnare ai clienti. Adesso, se lei vuole, in 15 giorni dall'alba al tramonto gliela preparo tutta. Lavoriamo in questa maniera qua. Gianni, quanto sono importanti queste tradizioni allora? Ma queste tradizioni sono molto importanti, oltre che consegnare il prodotto buono, anche personalmente, moralmente, le cose che i nostri avi ci hanno lasciato. È inutile che andiamo a dire delle cose moderne. Perdonatemi, ma le cose moderne non le conosco. Gianni, io ti perdono. Grazie, grazie, grazie. Ciao grazie. ragazzi.